Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento in diretta che, come ormai sapete, precede il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Lino Marrazzo, che è il responsabile della programmazione di prosa di Trieste Estate. Programmazione di prosa di Trieste Estate che si apre proprio questa sera nel giardino del Museo Sartorio. Grazie per essere appunto venuto a trovarci. Immagino che insomma, sia tutto pronto, insomma, ci saranno gli ultimi ritocchi per uno spettacolo che è corale, no Lino, se non mi sbaglio? Parliamo dello spettacolo di questa sera. Sì, è uno spettacolo che è una coproduzione fra più teatri, il Teatro Stabile Sloveno, il Teatro Mila, il Teatro Stabile della Contrada, e fanno questo spettacolo che è dal titolo Trieste è il mare, che è evocativo del legame che ha la città nei confronti del mare e viceversa, insomma, una dipendenza reciproca che porta a creare questo spettacolo poema ricco di musica, insomma è molto interessante, con Ariela Reggio strepitosa, Alessandro Mizzi, le musiche dal vivo di Ilia Otta e di Enza De Rosa, quindi c'è uno spettacolo molto interessante, ecco, quindi poi vedremo. Quando si parla del cartellone prosa di Trieste Estate, poi ci sono parecchi sottofiloni, no, che si possono in qualche modo approfondire. Io direi che partiamo da uno che è essenziale poi per tutta la programmazione di Trieste Estate, vale a dire il coinvolgimento delle realtà teatrali e cittadine, perché in un modo o nell'altro, chi più chi meno, perché magari qualcuna poi mi viene da dire, ha da fare altrove, però sono tutte quante che hanno dato la propria disponibilità. Sì, certo, quest'anno sono tutti quanti presenti, tutti i teatri, questa è una grande soddisfazione, sia in campo della prosa, ma anche sconfinando in quello della musica, con una presenza molto importante del Teatro Verdi, che insomma poi il mio collega Gabriele Centis, che si occupa della musica, può essere più chiaro, però diciamo spettacoli molto interessanti. È un Trieste Estate che sicuramente è cresciuto rispetto agli altri anni, è una Trieste Estate che si spalma su ben 3 mesi di spettacoli, quindi direi che non è poco, e al suo interno prevede di tutto, quindi ospitalità di alcuni festival e poi spettacoli che noi abbiamo scelto tra le tante proposte che ci sono pervenute, che ci sono in rete. Insomma, diciamo che la scelta è stata particolarmente difficile, perché c'era tanta offerta molto interessante, però insomma speriamo di aver fatto sicuramente le scelte giuste. Poi c'è un discorso che riguarda anche i luoghi, no? Perché quest'anno viene recuperato lo spazio all'interno di Trieste Estate di Piazza Verdi, che se non mi sbaglio l'altro anno era stato utilizzato meno rispetto agli anni precedenti, e per quanto concerne San Giusto ci si concentra di più sui grossi appuntamenti. Vado un po' come dire con la maniera, nel senso che generalizzo un po', però per esempio proprio il giardino del Museo Sartorio nel corso di questi anni si è rivelato quasi un gioiello sconosciuto, insomma, che anche grazie a Trieste Estate è stato davvero scoperto. Assolutamente sì, direi che in questo senso Trieste Estate ha cercato ed è transitata per diversi luoghi per quanto riguarda questi spettacoli più piccoli. Il contenitore di San Giusto era ed è rimasto per spettacoli molto più grandi. Abbiamo provato anche nel Bastione Rotondo, andando a fare battaglie con il tempo meteorologico, bastava poco per far saltare. Sì. E poi ci siamo dedicati a questo spazio che il Museo Sartorio è un piccolo gioiello, a volte sconosciuto anche per tanti turisti,
il cui giardino è veramente fantastico e di sera è il luogo ideale per ospitare spettacoli sia di musica che di prosa. Anche là siamo entrati in punta di piedi e un po' alla volta abbiamo cresciuto il numero di spettatori presenti, e la qualità e anche la quantità di spettacoli. Teniamo presente che la quasi totalità di spettacoli, dico quasi perché non tutti, all'interno ci sono anche dei festival che hanno un loro sbigliettamento, ma la quasi totalità degli spettacoli ospitati con budget dell'amministrazione comunale è a ingresso gratuito. Allora, poi c'è un'altra realtà, chiedo scusa, c'è un'altra realtà triestina del mondo del teatro che a me è particolarmente cara, perché insomma sono giovani, o quantomeno quando hanno incominciato erano giovani, adesso anche loro hanno insomma una certa età, che è Hangar, al quale, se non mi sbaglio, è stata affidata la gestione, mettiamola così, poi insomma sui termini ci si può sempre mettere d'accordo, degli spettacoli nelle periferie, insomma. Certo, 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a fare spettacoli nelle periferie, eravamo solo io e Gabriele Centis, e devo dire che abbiamo incontrato diverse difficoltà, anche di ordine tecnico, logistico, non solo di quali spettacoli far partecipare a questi eventi rionali. E quindi ci è venuta l'idea di affidare a un soggetto esterno e abbiamo pensato all'Hangar Teatri perché sono giovani, sono un teatro giovane, è un teatro che sicuramente ha molta creatività e riesce a portare piccole e grandi cose in spazi impensabili. E quindi l'altro anno abbiamo fatto la prima prova, che è andata in modo ottimo, e quindi è stato ripetuto anche quest'anno con una varietà di spettacoli veramente notevoli. C'è dentro di tutto, dalla musica, la prosa, il circo e questo, c'è di tutto, pensando anche a spettacoli per bambini nei vari rioni che ospiteranno Trieste Estate Fuori Centro. C'è come posso dire, una caratteristica che debbono possedere gli spettacoli estivi, secondo te? Sì, allora direi che per quanto riguarda la prosa è la durata. Ho visto che spettacoli... Quello dovrebbe riguardare un po' tutti, vabbè, questo è un altro discorso. Questa è la durata, perché gli spettacoli devono essere, sì, certo interessanti, anche dal punto di vista culturale, è ovvio, ma non solo. Ma soprattutto devono essere agili, deve avere la possibilità di trovare spazio sul palcoscenico, che ha una metratura, insomma, che non è imponente. Già, è vero, c'è anche quello. È una metratura, diciamo, comunque interessante ma contenuta. Devono essere agili e devono avere una durata che non vada oltre l'ora, 1:10, 1:15 al massimo. 1 ora e mezza è già ben uno. 1 ora e mezza siamo già un po' oltre, perché poi dipende da spettacolo, ma insomma noi puntiamo ad ospitare spettacoli comunque che... Poi ci sono spettacoli di musica che indubbimente hanno durata più lunga. Ma forse quello è un altro discorso. È un altro discorso, sì, questo è completamente un altro discorso. Senti, c'è una questione che a me piace intavolare quando parlo con chi si occupa di teatro, e quando parlo con chi si occupa di teatro anche a livello organizzativo. Abbiamo fatto questo discorso con Lorenzo Acquaviva, credo che anche alcuni spettacoli di Approdi facciano parte di Trieste Estate, se non mi sbaglio. Sì, ormai, ecco. Sì. Ormai è un appuntamento, diciamo, annuale. Ecco, i luoghi, no? I luoghi dove fare spettacoli, no? L'estate si possono anche appunto scoprire dei luoghi dove mettere su uno spettacolo. Da questo punto di vista, secondo te, Trieste com'è messa? Ma Trieste è messa molto bene, perché in realtà
A parte i vari giardini disseminati in tutta la città, piccoli o grandi che siano, o gli spazi comunali adiacenti alle biblioteche comunali, per esempio, e comunque anche altri spazi che ci ospitano, direi siamo messi abbastanza bene, ma ci sono anche altri spazi che possono essere. Ricordo per esempio qualche anno fa, durante ahimè, periodo pandemico, avevamo trovato per esempio degli spazi bellissimi sulle terrazze che ci sono dei palazzi comunali, la terrazza del Museo Revoltella, la terrazza del Salone degli Incanti e altri posti ancora dove veramente si possono ospitare spettacoli di vario tipo e sono posti interessanti. Naturalmente non si può andare dappertutto, bisogna concentrarsi su spazi limitati, e quindi non possiamo andare oltre a quelli che abbiamo già, però insomma a Trieste direi che è messa molto bene, anche perché è ubicata in un posto che sicuramente può far solo invidia. Allora, possiamo fare, abbiamo 2 minuti e mezzo, una sorta di panoramica degli spettacoli. Mi rendo conto che sarebbe anche crudele segnalare uno piuttosto che un altro, però dovendo quantomeno dare delle indicazioni sui temi che gli spettacoli vengono ad affrontare. Sì, gli spettacoli, diciamo che non esiste uno spettacolo migliore dell'altro, chiaramente sono spettacoli che si equivalgono tutti quanti e dove gli artisti presenti danno il massimo di se stessi, quindi diciamo non è che si indica uno spettacolo rispetto all'altro, però indubbiamente, diciamo, a parte quello già citato, vale la pena poi insomma citare altri spettacoli come una rivisitazione del Macbeth, per esempio, che verrà portata da Teatro Mira, che è molto interessante. Io sono curioso di vedere che cosa succederà. Potevano cambiare il nome? Sì. Insomma, c'era il regista Alessandro Serra che aveva fatto un Macbeth 2 una volta. Bellissimo spettacolo, uno dei più bei spettacoli degli ultimi anni. E poi ci sono altri spettacoli, c'è Paolo Rossi, per esempio, portato proprio dall'Hangar Teatro, che fa uno spettacolo del titolo Operaccia satirica, ma al di là di questo c'è la Sovrana tratta da Alan Bennett, scusate. La Sovrana lettrice? Sì, le fuggitive, che con sempre interpretato da Ariela Reggio, ma poi sarà uno spettacolo su Anita Pittoni, uno spettacolo su Eleonora Duse, ma insomma spettacoli non ne mancano, e all'interno ci saranno anche. C'è un festival a cui io tengo molto, che è il Festival Teatro Ragazzi. Quest'anno siamo alla 3ª edizione, anche questo è nato in sordina, l'altro anno abbiamo avuto un ottimo riscontro, e quest'anno speriamo di avere veramente sempre tutto pieno, perché sono compagnie che meritano, compagnie nazionali e internazionali, ed è rivolto a un pubblico che va dai 2-3 anni però fino ai 90, quindi è veramente variegato, diciamo, come programma. Che dire ancora? Ci sono ancora altri spettacoli di cui adesso non rammento il titolo, però insomma esiste un calendario in rete sul sito del comune, e poi ci sarà anche un calendario cartaceo, quindi andate, è sufficiente recarsi, andate a leggerlo, perché così potrete anche segnarvi degli appuntamenti che vi interessano di più. E poi ricordiamo appunto che alcuni sono gratuiti, alcuni a pagamento, e sul sito del comune c'è anche questa specificazione. Ovviamente c'è scritto gli spettacoli che sono a pagamento, c'è scritto, mi pare, anche quanto costa l'ingresso, e gli altri, viene specificato, c'è ingresso gratuito oppure a sbigliettamento. Grazie a Lino Marrazzo, responsabile della programmazione prosa di Trieste Estate 2024, buon lavoro. Grazie a voi. E noi adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. È partita ieri alle 19 l'operazione di disinfestazione da dengue in 3 rioni di Trieste, epicentro via Costalunga, passaggio poi in zona di Chiarbole, Ponziane al cimitero di Sant'Anna. Era via Costalunga l'epicentro dell'attività di disinfestazione larvicida e adulticida che si è svolta nella serata di ieri contro il virus dengue contratto da una coppia di rientro dalla Colombia. I 2, entrambi ricoverati al reparto infettivi del Maggiore, stanno bene, comunica la SUGI. Sono 4 in totale i casi rilevati nelle ultime settimane e quella di ieri è stata la seconda disinfestazione operata con i mezzi specifici, accompagnata con lo sfalcio del verde in determinate zone. L'area interessata ieri comprendeva via Costalunga e i rioni di Chiarbole e Ponziana, compreso il cimitero di Sant'Anna, dove, vista la vegetazione e il ristagno d'acqua in molti tratti, la presenza di zanzare è piuttosto elevata. Lungo le strade interessate, in un perimetro di 200 metri attorno all'abitazione della coppia, sono stati disposti necessariamente in maniera molto rapida i divieti e le prescrizioni per la viabilità, aspetto che ha spiazzato in parte diversi residenti, senza però rappresentare un problema insormontabile. Di origine virale, la dengue è causata da 4 virus ed è trasmessa agli esseri umani da punture di zanzara che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni ed è in questo periodo che la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altre persone che si ammalano, pur non essendo mai state in aree endemiche per infezione da dengue. Nella maggior parte dei casi l'infezione si presenta in forma sintomatica oppure come malattia febbrile autolimitante. Tra i sintomi più frequenti: febbre elevata, insorgenza improvvisa, cefalea severa e dolore oculare, mialgia, artralgia, nausea e vomito. La prevenzione si basa fondamentalmente sull'evitare le punture di zanzara, l'uso di repellenti cutanei, così come indossare indumenti impregnati di ripellenti, utilizzare magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi e l'utilizzo di zanzariere rappresentano misure fondamentali. Da poco è anche disponibile un vaccino indicato per i viaggiatori che si recano in zone endemiche per la dengue. Sono stati confermati oggi dal Vaticano gli ultimi dettagli relativi alla visita a Trieste di Papa Francesco il prossimo 7 luglio, in occasione dell'ultima giornata della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sono 3 i discorsi, compresi l'omelia della Messa e l'Angelus, che Papa Francesco pronuncerà nel corso della sua visita pastorale a Trieste, in calendario domenica 7 luglio, a chiusura della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio. Secondo il programma diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana, il pontefice decollerà in elicottero alle 6:30 dall'eliporto Vaticano per atterrare alle 8 al Centro Congressi Generali Convention Center, dove sarà accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali, dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, dal prefetto Pietro Signorello, dal sindaco di Piazza e da Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali. Alle 8:30 all'interno del centro congressi il Papa incontrerà i partecipanti alla settimana sociale e dopo il saluto del Cardinal Zuppi e l'introduzione di Monsignor Renna pronuncerà il suo discorso. Alle 9:15, al termine del discorso, mentre i congressisti si trasferiranno a Piazza Unità, il pontefice incontrerà brevemente alcuni gruppi distinti, rappresentanti ecumenici, mondo accademico, migranti e disabili. Alle 10 Papa Francesco partirà dal centro congressi in autoscoperta per arrivare in Piazza Unità d'Italia, dove alle 10:30 presiederà la Santa Messa. Prima della benedizione conclusiva, previsto il saluto del vescovo Monsignor Trevisi. Il decollo dal Molo Audace è quindi previsto per le 12:30, con atterraggio all'eliporto Vaticano alle 14. In autobus da Muggia a Barcola partirà domenica la nuova linea 20, prolungata fino a Piazzale 11 settembre, in vigore per tutta la durata dell'orario estivo. E abbiamo pensato a una nuova, in parte anche rivoluzionario sistema di trasporto pubblico. La linea 20 adesso servirà per unire la parte est della città, quindi Muggia, fino alla parte ovest, fino a Barcola Bovedo. Da Muggia a Barcola passando per Portovivo. Parte domenica 9 giugno la novità estiva della linea 20 di Trieste Trasporti, che con più di 70 partenze e altrettanti arrivi quotidiani andrà a incrementare notevolmente i collegamenti via bus con il lungomare barcolano, aggiungendosi alle tradizionali corse potenziate delle linee 6 e 36. E l'idea di una linea ad alta capacità, ad alta frequenza, con passaggi che arriveranno, non oggi evidentemente, ma arriveranno a 5-7 minuti massimo, con magari
magari autobus doppi per portare un sacco di gente, una sorta di metropolitana di superficie. Il percorso completo dura circa 40 minuti e la frequenza dei collegamenti con Muggia rimane invariata. La novità in vigore fino all'8 settembre è il prolungamento all'interno del Porto Vecchio con fermata al centro congressi e il capolinea a Barcola in piazzale 11 settembre. In largo Città di Santos, di fronte ai portali d'ingresso di Portovivo, ci sarà una nuova fermata di transito per i bus provenienti da Barcola, mentre per gli arrivi da Muggia la fermata rimane quella consueta. Stiamo lavorando per fare in modo che questi mezzi siano elettrici, interamente elettrici, e l'obiettivo quindi è quello di una piccola rivoluzione della mobilità cittadina. Sull'immigrazione serve realismo e fare gli interessi dell'Italia portando nel nostro paese la professionalità che servono alla nostra economia. Così Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, candidato alle elezioni europee per Fratelli d'Italia. Però. Allora, faccio notare che la socialdemocratica Danimarca, quindi socialista, deporta, come dice la nostra ascoltatrice, i migranti in Ruanda. Tanto per dire una. E l'Inghilterra sta stipulando, adesso deve completare degli accordi per far scontare la pena per chi entra illegalmente in Inghilterra, in Kosovo, che non è propriamente un paesino piacevole, gradevole, ameno, le carceri soprattutto in cui trascorre la propria pena. La realtà è che noi non possiamo agire sul piano dell'immigrazione secondo una visione ideologica, occorre invece un bagno di realtà, occorre essere pragmatisti, realisti. Le porte aperte, la teoria della sinistra della migrazione come contributo fondamentale alla crescita del nostro paese è una bugia, significa creare un'illusione nei confronti degli immigrati che può diventare una disillusione, perché le porte aperte non consentono di poter mettere in campo strumenti efficaci di inclusione e quell'illusione può diventare una disillusione, cioè far portare una persona che arriva qui con tante speranze e farla cadere nella povertà culturale, nella povertà economica, se non nella rete della criminalità. Occorrono quote ben definite. È chiaro che c'è una curva demografica invertita che ci ha portato verso l'inverno demografico, ma la cura non è fare entrare indiscriminatamente chiunque voglia venire in questo paese. Al contrario, occorre un'azione raziocinante, cioè equilibrata. Si portano le persone che servono il sistema produttivo, come diceva il precedente ascoltatore, magari inquadrate contrattualmente in modo dignitoso per consentire di poter mantenere le loro famiglie, ed è un'azione su cui bisogna ragionare, e dall'altro lato chi invece non rientra in queste quote, quindi per cui non possiamo neppure mettere in atto politiche efficaci di inclusione, ecco, non può entrare. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti per quanto concerne traffico e viabilità. Credo che ci sia il commissario De Grassi, se non mi sbaglio. Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno commissario, le cedo subito la linea. Va bene, mattinata tutto sommato tranquilla abbastanza, adesso un po' è cominciato a cambiare, c'è subito da segnalare un incidente con feriti auto-moto in via Caboto, stiamo arrivando sul posto, non so dirvi l'entità. Per il resto una mattinata caratterizzata da interventi di routine, come ho già detto niente di particolarmente rilevante. Ho dei lavori in nota in zona via Fiannone, via dei Listi e via Sagliata per rilievo di cavi sotterranei da parte della team, perciò attenzione chi transita in zona, ripeto, via Fiannona, via dei Listi e via Sagliata. Dal 6 al 12 giugno, perciò da oggi, la chiusura 024 della rampa di Farnetti in direzione di Venezia per quanto riguarda il raccordo autostradale 13, sulla statale 14 in direzione di Pese ci sono dei lavori, chiedo scusa, a senso unico alternato, perciò attenzione chi si reca verso quelle località. E questa sera fino da ieri fino al 7 di giugno c'è la chiusura serale dalle 22 alle 06 della Galleria Carso della Grande Viabilità Triestina in direzione Trieste. Detto questo, comincio già a ricordare che domenica c'è il concerto di Max Pezzaglia allo Stadio Rocco, perciò come già venuto per il concerto di ultimo ci sono dei divieti di sosta, perciò attenzione, e poi il giorno del concerto anche delle chiusure progressive a partire dalle ore 12, lo ripeteremo nei prossimi giorni. Per il momento altre cose non ne ho, anche se era già abbastanza. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Parimenti a tutti voi.
Ci ha introdotto anche al prossimo servizio l'intervento del commissario De Grassi, perché ci sono problemi di parcheggio al cimitero di Sant'Anna. In questo senso l'allarme intanto arriva dalle fioraie che gestiscono i chioschi, le quali denunciano l'invasione del parcheggio di Via dell'Istria di vetture che lo usano per la sosta di intere giornate, ma sollevano anche il caso concerti dopo l'esperienza di domenica scorsa per quello di Ultimo e in vista dell'esibizione di Max Pezzali prevista per il 9 giugno. Marco Stabile è andato sul posto. Sosta selvaggia nel piazzale del cimitero di Sant'Anna, dove vige l'obbligo della permanenza massima di 2 ore con disco orario. L'allarme arriva dalle fioraie che gestiscono i chioschi all'esterno della struttura, che sottolineano come il problema, che viene vissuto in realtà quotidianamente, si sia tradotto in vera e propria emergenza in occasione del concerto di Ultimo domenica scorsa. Già dalla mattina presto, verso le 8, i vigili dicevano alle persone di parcheggiare qua davanti al parcheggio, però non pensando che qua il parcheggio per il cimitero è per i defunti, quindi le persone venivano qua arrabbiati, o chi andava via o addirittura mettevano in mezzo alla strada e andavano dentro. Quindi io personalmente mandavo via le persone tutta la mattina, ma questo è un problema anche per noi. Cioè meno guadagno. Dunque la speranza delle professioniste è la risposta della polizia locale per una gestione diversa in vista di domenica 9 giugno, quando a Rocco si esibirà Max Pezzali. E noi chiediamo che almeno fino alle 20 della chiusura del cimitero non li mandano qua a parcheggiare, perché questo parcheggio è proprio per il cimitero. In realtà però la situazione di utilizzo improprio del parcheggio da parte di persone che vi lasciano la macchina per l'intera giornata senza recarsi nemmeno al cimitero è pressoché quotidiana, tanto che, mentre la nostra troupe registra l'intervista, una delle fioraie fa abbandonare l'area a 2 mezzi di ditte edili che stavano per parcheggiare in loco con l'obiettivo di lasciare i camion impropriamente sul posto sino a sera. Non è possibile andare avanti così, ogni giorno la lotta per i parcheggi, ogni giorno vengono, parcheggiano e tornano all'1, alle 2 o direttamente alle 6, alle 7 e noi là a dire un parcheggio per cimiteriale, neanche per niente, proprio zero assoluto. Sono stati resi noti quest'oggi i dati relativi alla stagione appena conclusa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, più di 200.000 spettatori, incasso superiore ai 5 milioni di euro. Il numero degli spettatori della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia supera quello degli abitanti di Trieste. Il dato, diciamolo subito, è certamente disomogeneo, però ammettiamo anche questo fa un certo effetto. Sono state infatti 204.282 le persone che hanno affollato la Sala Assicurazioni Generali e la Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Se il 55% degli spettatori arriva dall'area di Trieste, della provincia di Trieste, il 45% arriva da fuori Trieste e il 15% dall'estero. Sono numeri veramente molto importanti, tenendo conto dei numeri assoluti che il teatro è in grado di generare. I dati sono stati presentati non senza un'evidente soddisfazione dai vertici dello Stabile. L'incasso è stato di 5.573.884 euro, poco meno di 1 milione in più rispetto al dato della scorsa stagione. L'incasso dagli abbonamenti ha segnato un incremento del 62,3% rispetto alla stagione precedente. Ancora, il bilancio 2023 si è chiuso a 11 milioni di euro di ricavi. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, esso si attestava sui 6 milioni e 600 mila euro. L'età media del pubblico è scesa dai 55 anni della stagione 2018-2019 ai 43 della stagione appena conclusa. Numerosi spettacoli hanno registrato il sold out, media di occupazioni posti in crescita del 10%. Un ulteriore dato, rispetto alla stagione 2017-2018, l'incremento degli spettatori è stato del 170%. Gli spettacoli più visti, ovviamente The Phantom of the Opera, la versione in lingua italiana di Cats, La coscienza di Zeno, Six, Boomers di Marco Paolini e Tutorial degli Oblivion. La coscienza di Zeno, fra l'altro, con 6.000 spettatori, tocca il dato più alto degli ultimi 10 anni per quanto concerne uno spettacolo di prosa e guida alla grande la pattuglia di produzioni proprie dello Stabile che hanno ottenuto successi più che lusinghieri anche in tournée. Il grande lavoro che stiamo facendo e vogliamo fare è un percorso di educazione al pubblico, quindi
I numeri sono importanti, ma ancora più importante è la grande qualità delle nostre 20 produzioni nazionali e internazionali, il grandissimo lavoro fatto nelle scuole, con l'università qui a Trieste, e questo ci riempie di gioia perché davvero il nostro obiettivo è questo, lavorare insieme a Trieste con moltissime istituzioni del territorio per costruire un nuovo appassionato pubblico. E non finisce qui, fra qualche settimana sarà presentato il nuovo cartellone, laddove manca davvero poco all'impegno estivo a Miramare per un teatro che di fatto il sipario non lo abbassa mai. Stasera a Desio, gara 2 di finale promozione fra Cantù e Trieste, sarà possibile seguire la partita dai megaschermi del Palatrieste per i tifosi triestini. La grande speranza è che i biancorossi possano ripetere il successo della prima sfida esterna. The story of the game is our players' ability to stay poised when they came all the way back. La storia della partita per me è stata la capacità dei nostri giocatori di rimanere tranquilli e in controllo quando loro sono tornati sotto nel quarto quarto. We talk about being at your best when your best is required. Parliamo spesso di essere al tuo meglio quando il tuo meglio è quello che è richiesto. Our ability to execute in key moments tonight was exactly that. La nostra capacità di eseguire in momenti chiave questa notte è stata esattamente questo. Come dice coach Jamion Christian, essere al massimo nel momento in cui la sfida lo richiede, e questo è l'obiettivo della Pallacanestro Trieste per questa sera. Gara 2 di finale promozione contro Cantù, e la possibilità per tutti i tifosi triestini di vedersi la partita tutti assieme qui al Palatrieste grazie al wall, ai mega schermi del palazzo di Valmaura. Dunque accesso consentito alle ore 20:15. La partita inizia alle ore 21, saranno aperti i bar, sarà aperto lo store anche per il ritiro delle magliette delle finali. Tra l'altro tenete con voi il biglietto d'ingresso gratuito, perché ci saranno anche dei premi in palio nel corso dell'intervallo. Passeranno anche i ragazzi di Triple di Cuore con delle urne per la raccolta fondi per la nota iniziativa benefica. Questa è la serata che si prospetta qui al Palatrieste per la tifoseria biancorossa, che non vede l'ora di assistere a un'altra impresa della squadra di Jamion Christian, che si è portata sull'1-0 dopo la partita gara 1 di Desio, una gara che ha messo in luce chiaramente le grandi qualità della formazione biancorossa in un grande momento di forma, la capacità subito di fare un parziale importante nel primo quarto e di saper resistere, soffrire e difendere quando la partita, e nei playoff in particolare, lo richiede. La speranza è di vedere naturalmente la formazione biancorossa nuovamente vittoriosa, poi finalmente si potrà giocare sul parquet di casa. Lo sappiamo tutti, già sold out gara 3 lunedì sera, biglietti tutti venduti, c'è solo qualche tagliando per il settore universitario, ma insomma sarà un Palatrieste delle grandi occasioni. A salutare i ragazzi di coach Jamion Christian per la gara 3 casalinga. La speranza naturalmente è che si possa arrivare con 2 risultati utili consecutivi, altrimenti naturalmente si andrà anche a gara 4. C'è la pubblicità adesso, rimanete con noi, quando torneremo avremo ancora molti servizi da farvi vedere. Entriamo in studio, parliamo ancora della tragedia del Natisone con le immagini dell'ultimo saluto del Friuli a Patrizia e a Bianca. Precuntat la viață în sine așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată. Mamma Michaela rimane per tutto il tempo con lo sguardo sulla bara della figlia Patrizia, come se le parlasse, come se le raccontasse quello che sta accadendo attorno a loro, quell'incredibile ondata di affetto, forte, più forte della piena del Natisone che li ha travolti. Accanto a Patrizia c'è Bianca, con mamma, papà e sorella, uniti nel dolore e insieme nell'abbraccio che il Friuli ha voluto dare alle vittime di questa tragedia. La Camera Ardente gremita di semplici cittadini, molti appartenenti alla comunità romena friulana, ha fatto fatica a contenere le persone presenti. Molti hanno seguito il rito da fuori, rito che è stato presieduto dal decano della Chiesa Ortodossa Romena del Triveneto, padre Florian Chereches. In questo momento sappiamo di non essere soli, che la famiglia di questi figli non sono sole perché il Signore risorto è con loro.
Ed è proprio il Signore risorto che con la sua parola ci invita a agire e vivere questa nostra esistenza con fiducia e con speranza. C'era anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, a testimonianza che religioni e culture, riti e lingue si sono fuse nel dolore in un'unica comunità che soffre. Tante anche le autorità presenti, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, la comunità di Campoformido dove risiedeva la famiglia di Patrizia e dove è stato proclamato il lutto cittadino, il procuratore Massimo Lia, il prefetto Lione, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Patrizia e Bianca vestite da sposa, sopra le loro bare le immagini che le ritraevano in vita, giovani, belle e sorridenti, in contrasto netto con il silenzio, la tristezza e il dolore che hanno riempito la camera ardente. Alla fine infiniti abbracci, pensieri di cordoglio e di vicinanza. Michaela li ha ascoltati uno a uno, una parola per tutti, a momenti un sorriso. Forse racconterà ancora tutto questo a sua figlia nell'ultimo viaggio, quello verso la Romania. Cerimonia in Piazza Verdi per i 200 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Credo che i problemi siano legati soprattutto a un certo disagio sociale che non è solo di Trieste, io credo che sia proprio un disagio generazionale. È chiaro che anche il fenomeno dell'immigrazione ha creato, un dissesto nell'equilibrio della sicurezza. Il disagio giovanile e l'immigrazione sono dunque fenomeni maggiormente nel mirino delle forze dell'ordine, secondo il comandante dei Carabinieri di Trieste, colonnello Mauro Carrozzo, intervenuto a margine della cerimonia in Piazza Verdi per il 210° anniversario della fondazione dell'Arma. Noi stiamo continuando a fare periodicamente, settimanalmente, servizi ad alto impatto interforze. Dividiamo il territorio tra polizia e carabinieri grazie anche al concorso della Guardia di Finanza e della polizia locale, quindi credo sinceramente che questa città, come tutto il resto della provincia, possa sicuramente vantarsi del fatto di avere forze di polizia che controllano il territorio. Nel 2023 i Carabinieri di Trieste hanno ricevuto 12.000 richieste di intervento, hanno disposto oltre 7.000 servizi di controllo del territorio e arrestato oltre 230 persone. Altre 1.600 sono state denunciate in stato di libertà. I dati sono stati diffusi in occasione della cerimonia odierna, durante la quale sono stati anche consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in attività di servizio e che è anche l'ultima a Trieste per il comandante Carrozzo. Il bilancio dei 3 anni è stato assolutamente positivo. Io mi portavo dietro un'esperienza a carattere prettamente operativa fatta in altri territori d'Italia, caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata. Ho trovato una terra qui a Trieste intanto bellissima, una economia e una società in crescita, in grandissima crescita, e quello che dico sempre è che nella parabola di crescita il benessere si porta dietro tutto ciò che c'è di buono e a volte si porta dietro anche qualche cosa, qualche criticità che va risolta, ma del resto noi siamo qui proprio per questo motivo. Torniamo per chiudere al convegno Asugi dedicato alla Giornata Mondiale dell'Ambiente. L'importanza di comportamenti virtuosi in campo ambientale è stato il focus del convegno organizzato da Asugi in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. L'azienda ha deciso di affrontare l'argomento da un punto di vista locale, nazionale ed internazionale, dando voce a tutte quelle realtà che hanno deciso di intraprendere la strada green, percorso sempre più indispensabile stante la situazione venutasi appunto a creare a livello, planetario. Sul podio si sono alternate le esperienze dell'OGS, di Acegas APS Amga, della Barcolana, del Burlo, esperienze che guardano al locale, al punto di partenza, ma che poi si declinano in contesti decisamente più ampi, come ad esempio lo studio del Focus Virisoides a Marina Iulia, condotto da Lisis Brignoli e Einaudi Marconi. La giornata ha voluto anche sensibilizzare in merito ad una serie di iniziative, verrebbe da dire basiche, ad esempio la Green Surgery. È un progetto che è nato appunto dal nostro servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con gli operatori delle sale operatorie. Si tratta semplicemente, sinteticamente, di una raccolta mirata, differenziata dei presidi, dei dispositivi, di tutto il materiale
che viene utilizzato in sala operatoria che deve essere smaltito, una raccolta differenziata, e questo ci porta a un risparmio del 30% dei costi. Notevole poi, e per certi aspetti preoccupante, la necessità di far fronte ai problemi di salute collegati ad una interpretazione superficiale delle tematiche ambientali, laddove finalmente si è ben compresa la differenza fra clima e meteo, concetto fondamentale quando si declinano determinati argomenti. Quando noi parliamo di meteo e clima, stiamo distinguendo fra un fenomeno locale che accade in posti specifici, no? Il meteo a casa mia, nel mio paese, e effetti su scale molto più grandi, sia spaziali, quindi regioni grandi della Terra, che temporali, decenni, secoli. Prevedere il clima, e questa è la cosa fondamentale quando parliamo di cambiamento climatico, è molto più semplice che prevedere il meteo. È tutto, ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, poi 19:30 il telegiornale, quindi rimanete con noi, insomma, ci vediamo più tardi, buon pomeriggio.